Finalmente si respira un po' di aria fresca, almeno questo posso dirlo proprio sinceramente, anche felice, dai. Padovani, giù la maschera all'aperto. Dalla mezzanotte di lunedì 28 giugno è caduto l'obbligo che ci ha accompagnato per mesi, diventando una sorta di rituale. Giù quindi la maschera, ma con prudenza. Lei la tiene ancora la mascherina all'aperto? Sì, preferisco. Mi sento più tranquilla così per il momento. Per me e anche per gli altri, anzi sarebbe più per gli altri. Perché sono uscita dalla farmacia e non ho, cioè in bicicletta adesso la sto togliendo perché ho caldo, però non ho ancora preso l'abitudine, non sto ancora, come si dice, non completamente tranquilla, ma ero in farmacia e l'ho tenuta e non ho ancora, di solito anche finché incrocio persone o ci sono anche persone sul marciapiede tendo a tenerla ancora. Rischio anch'io, Quindi quindi va via senza o con? adesso quando che salgo in pullman me la metto. Intanto le regole restano, la mascherina va indossata anche all'aperto, dove non è garantito il distanziamento sociale. Resta l'obbligo nei luoghi chiusi, da negozi a ristoranti, a luoghi di lavoro. Sul fronte contagi sono poco più di 600 i positivi in isolamento nella provincia di Padova, una ventina i pazienti ricoverati, 3 dei quali in terapia intensiva. Non mi fido, mi dispiace, non mi fido ancora. Preferisce tenerla ancora? Quando sono vicino a qualcuno sì. La porto ancora, Perché? per precauzione, perché con la variante che sta girando, della maledetta Delta, non mi fido.